Su questo ponte antico, racconta una leggenda, il diavolo lanciò una sfida alla Madonna. Il primo arrivato sulla cima di Castelmonte avrebbe ottenuto il dominio su Cividale del Friuli. La storia racconta che le vicende del santuario di Castelmonte sono strettamente intrecciate con quelle di Cividale del Friuli. Questa città fu fondata nel 50 a.C. da Giulio Cesare, che la chiamò Forum Iulii. Da qui deriva il nome Friuli a tutta la regione. La storia di questi luoghi è legata anche ad Aquileia, città molto importante per la vita della cristianità durante il primo millennio. Nel patriarcato di Aquileia ebbe grande diffusione il culto della Madonna, in seguito alla proclamazione del Concilio di Efeso, riunitosi nel 431, che riconobbe a Maria il titolo di Madre di Dio. Inizia così a Castelmonte il culto della Madonna, che resta una delle testimonianze più antiche ed autorevoli nella cristianità. Le vicende del santuario camminano con la vita non sempre facile delle popolazioni di queste valli e del Friuli. Dal 1913 il santuario viene affidato ai frati cappuccini del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Vi opera subito un piccolo ed instancabile gruppo di religiosi. Poi la comunità dei Cappuccini diverrà sempre più numerosa, costantemente aperta all'accoglienza dei pellegrini che vengono quassù anche da oltre confine, talvolta a costo di fatiche e privazioni. Castelmonte è la casa della Madonna viva. La statua di Maria richiama con forza il calore della figura materna. Essa è il centro, il cuore del santuario. Migliaia di pellegrini vengono ogni anno a rendere omaggio alla Madonna col bambino ed hanno sempre dimostrato una particolare fiducia in lei. La gente, oltre che dal Friuli, proviene da molte regioni d'Italia, in particolare dal Veneto, ma c'è anche chi viene da oltre confine, specialmente dalla Slovenia e dalla Carinzia. Castelmonte è divenuto un punto di incontro tra popoli diversi. Quassù si superano le divisioni fra l'est e l'ovest o fra il nord e il sud del mondo. Lo spirito che anima i fedeli va oltre le divisioni fra razze e culture. Anzi, qui la diversità diventa sinonimo di ricchezza e non di separazione.
Antiche leggende lasciano capire che oltre 1500 anni or sono, su questo monte fosse venerato San Michele Arcangelo. Furono i Longobardi, giunti nel Cividalese intorno al VI secolo d.C., a diffonderne il culto, di cui resta come testimonianza la cripta, la parte più antica del santuario. Qui si trovano la statua dell'Arcangelo che schiaccia il demonio e alcuni affreschi del XVI secolo. Da sempre i pellegrini qui trovano un vero e proprio punto di riferimento, soprattutto nei momenti difficili. È il caso delle 2 guerre mondiali che hanno colpito duramente queste valli. Vendette, eccidi, stragi. Quando la povertà e la violenza regnavano incontrastate, la popolazione si è stretta intorno alla Madonna di Castelmonte.